Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Con le sue 24 opere da demolire e completamente da ricostruire, il tratto autostradale della 4 al Visopoli Portogruaro rappresenta uno dei più complessi dell'intero tracciato della terza corsia. Il cantiere del primo sublotto e del secondo lotto affronta ora un punto di svolta importante e nella notte è stato infatti abbattuto anche l'ultimo vecchio cavalcavia che attraversa l'autostrada, ovvero quello che collega la strada provinciale 251 di Portogruaro. Noi andiamo a costruire un'infrastruttura completamente nuova sotto le ruote dei nostri utenti durante il loro viaggio. Solo in poche occasioni chiudiamo l'autostrada, come in questa dobbiamo demolire un cavalcavia e non possiamo farlo a traffico aperto. Quali sono le altre complessità che ci sono nella costruzione di una grande infrastruttura? Beh, le complessità sono tante. Inserire una nuova infrastruttura nell'ambiente che viene attraversato è estremamente complesso. Quindi la prima complessità è progettuale, autorizzativa e poi anche ovviamente realizzativa, anche perché ci teniamo a realizzare opere che sono assolutamente compatibili con l'ambiente attraversato e quindi richiedono un grande impegno. La demolizione del cavalcavia parte già da lontano, una programmazione minuziosa perché i tempi sono limitati e l'autostrada deve essere chiusa al minimo possibile. Una volta chiusa l'autostrada si interviene subito liberando il manto stradale dalle barriere, stendendo un geotessuto e 50 cm di sabbia a protezione dell'asfalto. A quel punto entrano in azione gli escavatori, sono delle pinze con delle pinze oleodinamiche, sono 9 scavatori più altri 2 cingolati che iniziano a masticare letteralmente l'impalcato e le travi. Il tutto poi per poter liberare l'autostrada la mattina essere pulita e libera al transito dell'utenza. Il deputato pordenonese Luca Sut, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, guarda all'elettrificazione dei consumi per dire basta alla dipendenza energetica del gas russo. La strada che il Paese deve prendere è quella del... Meno gas, più energia elettrica sviluppata da fonti rinnovabili. Secondo Luca Sut, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, è questa la strada giusta che l'Italia dovrebbe intraprendere per uscire in fretta da quello che è diventato un circolo vizioso e di dipendenza dal gas russo. Quindi dimenticare il gas, in particolare il gas tra gli idrocarburi, che purtroppo siamo molto dipendenti ancora, sia dal punto di vista industriale ma soprattutto quello residenziale. Dobbiamo assolutamente sì diversificare nell'immediato il gas che viene dalla Russia, perché è indubbio che nell'immediato ci serve trovare gas da altre zone. Però dobbiamo puntare sulle rinnovabili, cosa che il Movimento 5 Stelle da sempre porta avanti come punti fondamentali del proprio programma e anche di quello che abbiamo fatto in questi anni di governo di maggioranza, ma dobbiamo farlo molto più velocemente. Ecco che gli ultimi provvedimenti messi a disposizione del governo e migliorati anche in fase di conversione dei decreti alla Camera, non ultimo il decreto energia, porta una grande spinta in avanti verso la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti rinnovabili. La cronaca, un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via Martignacco a Udine per causa del vaglio della polizia locale. Poco dopo le 19 una Dacia e una moto BMW che procedevano verso il centro città sono entrate in collisione. Ferito un uomo classe 66 di Rive d'Arcano in sella alle 2 ruote, è stato soccorso dal personale sanitario trasportato in ospedale per le cure del caso. Dopo le polemiche dei giorni scorsi riguardo la notizia della chiusura della pneumologia dell'ospedale di Pordenone, il direttore generale dell'ASFO Polimeni ha annunciato un nuovo assetto organizzativo. Nuovo assetto organizzativo all'interno dell'ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Per quanto riguarda la degenza ordinaria, dopo le polemiche dei giorni scorsi che davano per chiuso il reparto di pneumologia, il direttore generale dell'ASFO, Joseph Polimeni, ha garantito non solo che il reparto stesso esiste ancora, ma che diventeranno centrali, oltre alla figura dello pneumologo, quelle dell'internista e in alcuni casi dell'infettivologo. Un assetto organizzativo nuovo che non riguarda l'attività ambulatoriale, che è rimasta
evidentemente come prima e quindi produce molte procedure interventistiche e diagnostiche, non riguarda l'attività di ricovero diurno e di day hospital, riguarda un nuovo assetto della degenza diciamo ordinaria, con una valorizzazione ancora a maggior tondo non solo dello pneumologo in figura di consulente o comunque anche di gestore qualora il soggetto abbia fatto precedentemente delle procedure interventistiche, ma soprattutto della figura dell'internista e in alcuni casi anche dell'infettivologo. Per quanto riguarda invece il braccio di ferro con i sindacati, Polimeni tira dritto per la sua strada. Ho un contratto che scade nel 2023, mi occupo di gestione, non mi occupo di altre cose, io vado avanti per la mia strada, mi dispiace che a volte ci possano essere dei fraintendimenti, ma insomma il mio lavoro è quello di occuparmi di gestione. Rimaniamo a Pordenone, dove è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e gli 11 sindaci del Pordenonese. Un altro passo verso la legalità, sottoscritto oggi un protocollo d'intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone e 11 sindaci di altrettanti comuni della destra tagliamento. L'obiettivo è quello di tutelare le risorse impiegate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratterà di gestire, qualora i fondi dovessero arrivare, qualcosa come 100 milioni di euro. La provincia di Pordenone si conferma una sentinella della legalità per fare in modo che prima dell'esecuzione delle opere, prima che l'aggiudicatario, ossia la società che vincerà la gara bandita con i fondi del PNRR, inizi i propri lavori o le proprie opere, ci possa essere un'ulteriore raffinazione da parte della Guardia di Finanza per verificare sia che il profilo soggettivo dell'aggiudicatario sia coerente con quello che risulta dagli atti di gara, sia che tutte le fasi successive, specie quelle dei subappalti, che sono le più insidiose in termini di rischio di infiltrazioni criminali, siano rispettose dei termini e dei criteri di legalità. Un accordo che rafforza l'alleanza tra i comuni e le Fiamme Gialle. Per noi è un'opportunità per continuare quell'alleanza tra istituzioni, ovviamente con le forze dell'ordine e con la Guardia di Finanza, che ovviamente è a tutela di quello che è ovviamente la garanzia di sicurezza. Sicuramente avere come partner la Guardia di Finanza rafforza anche la ricaduta positiva al territorio, ovviamente contro, in nome sempre della legalità, quindi contro, diciamo, delle situazioni di devianza. Un'opera da 150 milioni di euro è la tangenziale sud, il cui iter sta andando avanti, un'infrastruttura che renderebbe più vivibile la vita a Campoformido sotto pressione dal transito di 30.000 veicoli, una situazione che ha messo in ginocchio il commercio locale, come conferma il sindaco Erika Zuliani. È un'opera sulla quale si parla, si discute da 30 anni in riferimento alla tangenziale sud, la cui realizzazione avrebbe riflessi positivi sulla viabilità nella cintura udinese, che riceve il traffico soprattutto da Pasian di Prato, Campoformido e ovviamente anche dal Pordenonese. Passi in avanti se ne sono fatti, ora la valutazione di impatto ambientale è arrivata sui tavoli romani ed è proprio il sindaco di Campoformido, Erika Zuliani, a confermare come l'iter sta andando avanti, un'infrastruttura per la quale sul piatto ci sono 150 milioni di euro e soprattutto uno sgravamento sulla quantità di traffico dal centro del paese, che ogni giorno deve sopportare dai 30 ai 36 mila transiti. Soprattutto traffico pesante, quindi il fatto di poterli traslare su una viabilità più opportuna, perché il centro paese sta morendo. È difficilissimo anche riuscire ad attraversare la strada nonostante i passaggi pedonali, ma sappiamo benissimo che è pericoloso nonostante siano ben illuminati. Purtroppo il traffico pesante scoraggia anche le attività. A Spilimbergo, la città del mosaico, in questi giorni sono in corso i festeggiamenti per i 100 anni della scuola mosaicisti del Friuli. A Spilimbergo, nota città per il mosaico, sono in corso le commemorazioni sui 100 anni della locale scuola di quest'arte, quella dei mosaicisti del Friuli per l'appunto, organizzate dallo stesso istituto con il supporto del comune di Spilimbergo e locali associazioni di commercianti ed artigiani. Ma dopo 100 anni la scuola mosaicisti continua a essere un centro di riferimento internazionale per tanti giovani che adesso da tutto il mondo vengono in Friuli, vengono a Spilimbergo per diventare maestri mosaicisti. Parte del mandato è la produzione che proprio la scuola può realizzare sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto riguardano le commesse che gli vengono date. Direi che il mondo del mosaico della scuola mosaicisti del Friuli è in netta ripresa. Dopo una leggera crisi che è stata proprio negli anni 70, poi via via c'è stata una netta ripresa e direi che adesso sempre di più
allievi, ricordiamoci che i nostri sono tutti maggiorenni, sono tutti in possesso almeno di un titolo di scuola media superiore, ma tanti sono i laureati che proprio vengono a Spilimbergo, vengono alla scuola mosaicisti del Friuli per diventare maestri mosaicisti. Il comune di Palazzolo dello Stella ha ricevuto ieri la bandiera di città del vino, la 29esima del Friuli Venezia Giulia, un importante riconoscimento che consente alla città di rafforzare la propria identità. Entrare anche Palazzolo dello Stella in una rete straordinaria di bellezza, qualità e prodotti della nostra terra, vuol dire identità, vuol dire cultura, vuol dire attraverso il vino anche attività di turismo e di promozione territoriale del nostro straordinario Friuli. Credo che questa rete sia un'eccellenza e quindi il merito va sicuramente ai produttori, agli agricoltori, ai coltivatori, a coloro che insomma attraverso la vigna e il vino riescono solo a fare un prodotto di qualità eccellente ma anche a promuovere il proprio territorio. Devo dire che è una festa per tutta la nostra comunità, come lei ha detto è un riconoscimento importante atteso e se lo meritano anche gli imprenditori del nostro settore vitivinicolo. Siamo alle notizie sportive con il calcio e l'Udinese in campo oggi alle 15 al Dallara di Bologna per cercare un pronto riscatto dopo lo scivolone interno di mercoledì contro la Salernitana. Obiettivo: lottare per il massimo risultato nelle 6 gare che mancano al termine della stagione. Per seguire il pomeriggio dei bianconeri vi ricordo l'appuntamento con Poltronissima su Telefriuli a partire dalle 14:30. E con una cavalcata finale di 7 vittorie consecutive la squadra primavera dell'Udinese allenata da Shadi Sturm ha conquistato la promozione diretta nel campionato maggiore. Serviva una vittoria ieri a Reggio Emilia contro la squadra fanalino di coda per ottenere un risultato insperato solo un mese e mezzo fa. Le zebrette hanno vinto per 4-0 grazie alle reti del bomber Ianesi che ha chiuso la stagione come capocannoniere del girone A con 16 gol, Riccardo Pinzi e la doppietta di Bascia. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona giornata con Telefriuli.